Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia e leggiamo insieme un salmo, Salmo 103. Gloria al Signore. Salmo 103. Alleluia. Dato che oggi è il primo culto dell'anno 2026, vogliamo prendere spunto da queste parole di Davide per ringraziare il nostro Dio. Amen. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, o se non l'avete trovato credo siano proiettati i versi lì sullo schermo. Salmo 103, inizio la lettura. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Amen. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità, sana tutte le tue infermità, redime la tua vita dalla fossa e ti corona di bontà e di compassioni. Sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno agisce con giustizia e difende la causa degli oppressi. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua per sempre. Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo. Se un vento gli passa sopra, egli non è più, e il luogo dove era non lo riconosce più. Ma la bontà dell'Eterno è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei figli, di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo regno signoreggia su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che gli piace. Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno. Amen. 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 Accomodatevi pure fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia, non si può non riconoscere che il Signore è buono e che il Signore è buono verso ognuno di noi. Amen. Alleluia. È un salmo di Davide. Il salmo è un inno, un canto, una preghiera. È una composizione poetica scritta dal re Davide, il quale riconosce che è buono benedire il nome del Signore, dire bene di Dio, innalzarlo, glorificarlo, lodarlo, ma non solo con la mente, col cuore, ma con tutta l'anima. Amen. Con tutto ciò che è in noi. Benedici, anima mia, l'Eterno. E tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Alleluia. E poi dice anche
benefici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non dimentichiamo le esperienze fatte con il Signore. Non dimenticare mai quando il Signore ha toccato il tuo cuore. Anzi, chiedi sempre al Signore che la sua mano sia posata nel tuo cuore. Amen. Per toccarti sempre. Amen. Alleluia. Non dimenticare mai tutte le volte che hai pregato per qualcosa, per qualche circostanza, per qualche problema, e il Signore ti ha risposto. Non lo dimenticare. Non dimentichiamo i benefici del Signore. Sforziamoci di non dimenticare i benefici del Signore, perché l'uomo è facile a dimenticare sempre. È vero? Il bene lo dimentichiamo, ma il male ce lo ricordiamo. Signore, aiutaci a dimenticare il male Amen. ricevuto, non da te, il male che abbiamo potuto ricevere nella nostra esistenza, ma aiutaci soprattutto a non dimenticare alcuno dei tuoi benefici. Amen. 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 Gloria al nome del Signore. È un inno di lode, esprime ringraziamento e la lode al Signore per i benefici e le benedizioni che Egli dona a quanti ubbidiscono ai Suoi comandamenti, a quanti fanno proprie le Sue promesse e mantengono un sincero rapporto di comunione con Lui. Passano gli anni, ma noi abbiamo sempre vivo il nostro rapporto con Dio, o no? Amen. Amen. E grazie a Dio perché non abbiamo delegato alla religione il nostro rapporto con Dio. Perché avere un rapporto con Dio non vuol dire essere di una religione invece di un'altra. Dio non è una religione. Amen. Dio è Dio. Amen. E non c'è nessuno come Lui. L'unico solo e vero Dio è Dio. Amen. E Dio, l'unico solo vero Dio, desidera un rapporto sincero con ognuno di noi. Amen. Alleluia. Qui Davide innalza la misericordia e la fedeltà di Dio, il quale perdona i peccati. E lo dice, lo scrive chiaramente, il versetto 3, egli perdona tutte le tue iniquità. Una cosa che ho notato, non è scritto al passato, egli ti ha perdonato, ma egli perdona. Così. Mi fa capire che ha perdonato in passato e anche oggi continua a perdonarci, a perdonarmi e perdonerà ancora. Amen. Gloria al nome del Signore. Egli guarisce. Amen. 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 Gesù guarisce. Amen. Amen. Alleluia. Qualcuno potrà dire, ma perché il Signore ho pregato che mi guarisse da una malattia e non l'ha fatto? Io non so risponderti, so solo che Gesù guarisce. E che io ho sperimentato la guarigione, questo posso dirti. Perché alcuni sì, alcuni no, non lo so. Non c'è nessuno che potrà risponderti. La sua volontà. Io so che Lui è il sovrano, Amen. Lui sa. So solo che quando sono andato ai Suoi piedi, Lui mi ha guarito. Amen. Amen. E sono stato testimone di guarigione. Questo posso dire. E se non ha ancora fatto il Signore, non ti ha risposto, continua a chiedere. Finché Lui non dirà no, la mia grazia ti basta, tu continua a chiedere. Amen. Amen. Ci fu un uomo di Dio, un apostolo, che pregò il Signore che lo guarisse. Guariscimi, no? Io prego per gli altri, vengono guariti, prego per me. L'apostolo Paolo. E lui lo scrive, 3 volte ho pregato il Signore che mi guarisse. Non mi ha guarito. Anzi, mi ha detto, la mia grazia ti basta. Sì, è la cosa più bella. Ora, se potessi scegliere tra la guarigione fisica e la grazia di Dio, La seconda. fratelli, io sceglierei la grazia di Dio. Amen.
Amen. Meglio entrare in cielo, o no? Sì. Amen. Anche se sono ammalato, ma io voglio andare in cielo, Amen. alla presenza del Signore, per l'eternità. Gloria a Dio. Poi se il Signore decide di non guarirmi e mi dice la mia grazia ti basta, mi darà la forza di sopportare ogni malattia. Amen? Amen. Alleluia. Ma io non voglio dubitare che Egli non può guarire. Gesù guarisce. Amen. Ancora oggi Gesù guarisce. Gesù salva. Salva. Alleluia. Salva da cosa? Salva dal peccato. Salva da chi? Salva dal diavolo che vuole imprigionare le persone, le anime. Gesù è salvezza perché spezza le catene. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ma Davide ricorda anche la fragilità umana. Siamo polvere. Amen? Amen. Amen. Forse gli uomini avranno un potere, tra virgolette, umano. Decidono di fare guerra, fanno guerra. Hanno in mano delle vite. Sì. Ma al di sopra di tutti c'è Dio. Amen. Amen. Al di sopra di ogni autorità c'è l'autorità suprema. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Certe persone, certi uomini pensano di essere Dio, ma dimenticano che sono qui come noi sotto questo cielo. Al di là c'è Dio, che è al di sopra di ogni nome. Amen. Alleluia. Alleluia. Ricorda la fragilità umana, siamo polvere. E Davide vuole celebrare l'eterna bontà di Dio verso chi lo teme, estendendo la sua grazia e la sua giustizia di generazione in generazione. Alleluia. Il più importante dei benefici è il perdono. Siete d'accordo? Amen. Essere stati perdonati, essere certi di aver ricevuto il perdono da parte di Dio. È il più grande dei benefici. Poter dire io sono stato perdonato. Sono salvato non perché lo merito, ma per la grazia di Dio. Io sono quello che sono, dice l'Apostolo Paolo, per la grazia di Dio. Alleluia. Perché è importante il perdono? Perché ristabilisce il nostro rapporto con Dio. Ci libera dalla morte spirituale. Amen. Abbiamo accennato alla guarigione fisica, anche questo è un beneficio che è disponibile. Possiamo pregare il Signore, dobbiamo pregare il Signore anche per le guarigioni. Ma come hai detto prima, se Dio vuole, Lui lo può fare. Se Dio non lo vuole, avrà i suoi motivi e io non riuscirò mai a comprendere qui sulla terra il suo motivo. Ma sono chiamato ad aver fiducia in Lui. Alleluia. La salvezza, la vita eterna in Gesù, anche questo è un beneficio che descrive Davide. E che cos'è la salvezza? È la conseguenza dell'aver accettato il sacrificio di Gesù compiuto sulla croce. Alleluia. Dio qui viene descritto come pietoso, un padre pietoso. Non tutti i padri sono pietosi, ma Dio è il padre pietoso. Lento all'ira, grande nell'amore, che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma ci tratta con la tenerezza di un padre verso i suoi figli. Amen. Amen. Alleluia. Un genitore, anche quando i figli sbagliano, continua ad amarli.
non sono genitori non comprendono, ma noi genitori comprendiamo, continuiamo ad amare i figli. Magari possiamo arrabbiarci, ma li amiamo, a tal punto che daremo anche la nostra vita per loro. Gloria al Signore. Davide ricorda anche che l'uomo è effimero come un fiore di campo, ma Dio nella sua conoscenza di questa fragilità, perché sa che siamo poveri, Lui ci ha fatti, mostra la sua misericordia verso di noi. Pensiamo un po' se Dio ci trattasse come meriteremmo di essere trattati. Chi scamperebbe? Chi può scampare? Nessuno. Eppure siamo qui. Siamo alla sua presenza, vero? Gloria a Dio, amen. Possiamo dare gloria a Dio. Amen. Siamo alla presenza del Signore. Alleluia. Il Signore ha compassione di noi perché conosce le nostre debolezze. Come un buon padre ha pietà e comprende i suoi figli quando vengono meno e soffrono, così anche il Padre Celeste simpatizza con noi nelle nostre infermità o difficoltà. Proprio nelle prove non dobbiamo mai credere che Dio sia lontano o sia indifferente alle nostre sofferenze. Gloria al nome del Signore, amen. Amen. Sapete, quando siamo nelle prove, nelle difficoltà, è facile pensare Dio mi ha lasciato. E spesso siamo pessimisti, ma non è così. Anche se soffriamo, possiamo soffrire, Dio non ci lascia e non ci abbandona. Ma nella sofferenza che noi viviamo, Lui è con noi. Grazie, Signore. Amen. Gloria a Dio. E voglio dire grazie, Signore. Grazie, Signore. Perché sono certo, e quello che sto per dire, ognuno di noi lo ha provato. Abbiamo vissuto grandi sofferenze, grandi prove. Credo che nessuno abbia avuto una vita facile. Chi più, chi meno, ognuno ha avuto delle difficoltà, delle sofferenze, no? Però a distanza di tempo possiamo dire fin qui il Signore mi ha soccorso. Amen. Amen. Alleluia. Non so come ho superato certe difficoltà, ma ce l'ho fatta grazie a Dio. Amen. E ce l'ho fatta proprio perché Dio non mi ha lasciato. Alleluia. Non ce l'ho fatta con le mie forze, ce l'ho fatta con la sua forza. Amen. Alleluia. Dio ci guarda con compassione e ci aiuta, concedendoci quello di cui abbiamo necessità, abbiamo bisogno. Dio agisce sempre con giustizia e diritto per gli oppressi. Rivela le sue vie a Israele, al suo popolo, alla sua Chiesa, mostrando un amore che dura per sempre. L'amore di Dio è immutabile. Amen. L'amore di Dio è quello, ci ama ed è costante. È diverso da come noi lo amiamo. A volte lo amiamo e a volte basta una qualche difficoltà che il nostro amore scende giù, è come un diagramma. Se potessimo fare un grafico, sarebbe un'onda, no? Ma anche nelle difficoltà, sempre vogliamo continuare ad amare il Signore. Alleluia. Il suo regno è un regno universale, il trono di Dio è nei cieli. E quando dice l'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli, il suo regno signoreggia su tutto, vuol dire che Dio è il re di tutto e di tutti. Amen. Benedite l'Eterno voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice.
Nel cielo si loda il Signore. Amen. Gli angeli lodano il Signore Alleluia. e sono messaggeri, fanno ciò che Egli dice di fare. Alleluia, Gesù. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi. Alleluia. Dio è Dio degli eserciti. Amen. Sai cosa vuol dire? Che quando il Signore scende in battaglia con noi, il suo esercito è il nostro alleato e noi siamo gli più forti. Amen. 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 Le nostre battaglie, se le combatte Dio per noi, Lui vince Alleluia. e noi vinciamo con Lui. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Benedite l'Eterno voi tutte le opere sue. Cosa sono le opere sue? Chi sono le opere sue? Ognuno di noi è opera sua. Amen. Parla la nostra testimonianza, vero? La nostra vita parla che apparteniamo a Cristo. Noi siamo opera di Cristo. Amen. La Chiesa, amen, è opera di Cristo. Gloria al nome del Signore. Benedite l'Eterno voi tutte le opere sue in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno. Così si conclude questo salmo, così come inizia. Amen. Benedici anima mia l'Eterno e si conclude anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Non possiamo che dire grazie al Signore, vero? Amen. E dal profondo del cuore vogliamo insieme dire al Signore grazie per tutto, Signore. Grazie per ogni cosa che tu hai fatto. Amen. Grazie per la mia famiglia. Grazie per mia moglie. Grazie per mio marito. Grazie per i miei figli. Amen. Grazie per la Chiesa, Amen. Grazie, Signore. per i miei fratelli e le mie sorelle. Grazie per la famiglia spirituale che mi hai dato. Ma possiamo anche dire grazie, Signore, per le prove. Amen. Amen. Ma come? Ringraziamo il Signore per le prove? Amen. 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 Sì. Sappiamo cosa ci insegna la Scrittura, vero? Che la prova, dopo che viene superata, ci porta più vicini al Signore. La nostra fede viene purificata come viene purificato l'oro con il fuoco. E nelle prove impariamo che è importante fidarci del nostro Signore. Amen. Impariamo che Dio può ogni cosa, che l'ultima parola spetta sempre a Lui. Vi è capitato che qualcuno abbia detto guarda, non c'è verso, non c'è possibilità. E dopo che qualcuno mi ha detto così ho pregato e poi improvvisamente la possibilità invece è apparsa. Perché Dio è colui che apre le porte, Amen. è colui che le chiude. Quando Lui apre una porta, nessuno la potrà mai chiudere. Amen. Amen? Amen. Alleluia, non c'è più nulla da fare. Mi dispiace. A pochi giorni di vita. Questo è il parere medico. Ma vediamo cosa dice il Signore. Lui che è la vita. E allora dico, l'ultima parola aspetta sempre al Signore. Sapete quanto ho ascoltato? Quante testimonianze di fratelli, di sorelle guarite dal Signore. O se non sono state guarite del tutto, ancora sono lì. Hanno superato di gran lunga il tempo che il medico ha detto loro. Perché l'ultima parola spetta sempre a Dio. Amen. Se noi lo onoriamo, Dio ci onora.
Amen. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, chi può, vogliamo adorare il Signore insieme.